Buongiorno a tutti ragazzi, adesso un altro visitatore dopo il famoso Oumuamua, adesso arriverà un altro oggetto interstellare, cioè dallo spazio profondo. In effetti è stato Borisov, quindi è stato scoperto il 30 agosto 2019 da Gennady Borisov. Ecco perché l'hanno chiamato Borisov. Quindi questo sarebbe il secondo intruso del sistema solare mai osservato dopo Oumuamua, scoperto nel 2017. Gli astronomi ipotizzano che l'oggetto sia una cometa a causa del suo aspetto un po' troppo sfocato, mentre alcuni, giustamente, come sempre, ci sta la teoria complottistica, pensano che sia un oggetto, diciamo, interstellare, però di origine extraterrestre, come il famoso Oumuamua, che in effetti passò, diciamo, nel nostro universo e andò via, quindi passò vicino al Sole e non ebbe nessuna, diciamo, reazione. Nel senso che se era una cometa, ragazzi, passando vicino al Sole doveva sbriciolarsi, cioè fare tipo una scia, perché avvicinandosi al Sole il vapore acqueo tende a evaporare. Invece il famoso Oumuamua non fece nulla di tutto ciò, passò vicino al Sole senza nessuna conseguenza, perciò pensarono che fosse di origine aliena in effetti. Quindi poi ha proseguito la sua strada verso l'universo, diciamo i confini dell'universo, poi non si sa dove sia andato. In effetti questo qua ha una, diciamo, velocità molto alta, in effetti a 150.000 km orari, quindi è molto ben al di sopra della velocità tipica di, diciamo, di una cometa, diciamo. Poi calcolate che sta vicino all'orbita del Sole, quindi ha una bella velocità, quindi lascerà il nostro sistema solare entro il 2020, quindi diciamo che sarà osservabile fino al 2020, però giustamente sarà osservabile solo con telescopi professionali in effetti, diciamo fino a ottobre 2020, quindi sarà possibile per chi ha un telescopio abbastanza, diciamo, un po' professionale guardarlo direttamente in effetti questo oggetto cosmico. In effetti ora si trova a 420 milioni di chilometri dal Sole e raggiungerà il punto più vicino al Sole a dicembre a 300 milioni di chilometri, quindi sarà osservabile con telescopi di dimensioni moderate. Poi nel 2020 sarà bisogno di un telescopio un po' più professionale, però lo sfizio di vederlo, diciamo. L'oggetto raggiungerà il suo picco di luminosità a metà dicembre, quindi possibile che si possa vedere anche ad occhio nudo. Diciamo che la maggior parte dei complottisti pensa che sia un altro intruso. E la canzone del Rondò veneziano la conosco molto bene, è bellissima, lo so. È bella, lo so, il Rondò veneziano è bellissimo. Sì, sì, mi piace, mi piace. Ce l'avevo pure io nella mia playlist. Quindi ragazzi, l'oggetto, questo qui, è compreso tra i 2 e i 16 km, quindi diciamo abbastanza grandicello ragazzi. Quindi dobbiamo vedere quando si avvicinerà, se farà quel fatto apposta del vapore acqua, che significherebbe che sarebbe una cometa. Se invece non produrrà questo effetto, allora potremmo fare anche i complottisti, cioè dire che chissà cosa fosse, come il famoso Oumuamua che passò vicino al Sole. È quasi tutto, dai. Ma tu calcola che io sto qui su YouTube dal 2007. Stiamo nel 2019. Quanti anni sono che faccio video? Calcola un po'.
sono 13 anni in effetti, no, sono 12 anni. 2007, quindi sono 12 anni, quindi 12 anni, quindi penso che ho accumulato un sacco di cose nel cervello, quindi a volte le so quasi a memoria quasi, anche perché mi piace leggere molto roba scientifica, soprannaturale. Allora, partiamo che come musica sono sempre stato amante dei Queen, quindi di Fred Mercury. E da piccolo ero pazzo, ero proprio diciamo, un fan accanito. Quindi diciamo Fred Mercury con i Queen. Poi a livello italiano Eros Ramazzotti, poi che ti posso dire più, diciamo tutta la musica classica napoletana, diciamo le canzoni classiche tipo Caruso, queste qua, poi Laura Pausini, che ti posso dire più, Francesco Renga, comunque diciamo la musica italiana in generale, NEC, mi piace quasi tutto in effetti, quindi Pooh, ma la maggior parte quasi tutti i cantanti, sì, pure la Pausini, sì, sia in spagnolo che in italiano, perché lei canta sia nello spagnolo che in italiano, quindi in entrambe le lingue mi piace. Quindi anche Eros Ramazzotti, che sono andato a vederlo davvero, quindi Pausini lo stesso sono andato al concerto. Poi ci sono i grandi classici in effetti della canzone napoletana, ma la maggior parte, quasi tutti i cantanti, diciamo allora la discoteca non mi piace, questo è musica house, oppure il rapper non mi piace, il rap non mi piace proprio, eppure c'è un amico famosissimo che abita qui a Salerno e che è diventato famoso proprio grazie al rap, ma a me non piace il rap, è una cosa che non lo so, non mi piace. Anche se devo dirti la verità, sento molto questo mio amico, in effetti, che ha fatto, diciamo, la canzone New York Buono. Quindi diciamo che questo qua è di Salerno, è proprio un amico mio. Rocco Hunt, non so se lo conoscete ragazzi. Rocco Hunt è di Salerno, ragazzi, è del mio quartiere, quindi è proprio un mio amico caro. Quindi diventato famoso a Sanremo, però a me sinceramente mi è piaciuta quella canzone, New giorno buono, stamattina si è citato solo, adoro il caffè. Questa qui, quella che ha fatto a Sanremo, mi piace, la verità. Però le altre canzoni non mi piacciono tanto dal livello. Sì, è stata a Sanremo, sì, sì. Ma io conosco la mamma e il papà, quindi erano gente che abitavano prima qui a Matierno. Poi dopo la fortuna del ragazzo che già cantava da piccolo, se sono andati diciamo a Roma, stanno adesso. Quindi in effetti ora abitano tutti quanti a Roma, in effetti, però ogni tanto viene a trovarci qui a Matierno, ogni tanto scappa qua. Quindi a Rocco Hunt lo conosciamo benissimo. È un nostro, siamo cresciuti insieme, io sono cresciuto con la mamma e col papà, in effetti, quindi siamo, io e la mamma siamo coetanei. Quindi ha avuto la fortuna di fare Sanremo, di vincere, diciamo di essere vincitore e quindi da lì poi ha avuto la sua fortuna. Vabbè ragazzi, vi auguro un buon proseguimento, ci sentiamo dopo con qualche altro video. Voglio cercare qualche video tipo di paura, qualche cosa un po' più tenebra, qualche notizia un po' più... no, no, non sono ancora famoso io, no. Anche se su YouTube, diciamo, ho raccolto quasi 80.000 iscritti, però ci vuole ancora, quindi può darsi più in là. Va bene ragazzi, ci sentiamo dopo e come sempre qualche notizia, io spero stavolta qualcosa di più tenebro, voglio cercare qualche notizia tipo in Russia che lì accadono sempre cose un po' strane, quindi vado a farmi un giro da quelle parti. Ci sentiamo dopo ragazzi, ciao.